Buonasera a tutti ragazzi, ancora una scossa di terremoto poco fa alle 20:40, stavolta in Sicilia. La scossa è stata di 3.1 con epicentro a Bronte dove fanno la magnitudo 3.1. Il problema è stata che è stata poco profonda, solo 5 km. Quindi diciamo che la scossa di terremoto è stata molto sentita dalla popolazione che giustamente si è spaventata, diciamo, nella provincia di Bronte. Quindi diciamo che c'è stato un po' di caos a livello di paura perché la profondità, come ho detto, era solo di 5 km. Quindi l'epicentro è stato proprio a Bronte dove fanno il famoso pistacchio siciliano. Chi non conosce il pistacchio di Bronte va per nominata in tutta Italia perché sono i pistacchi più buoni che ci sono. Quindi, secondo le prime, diciamo, conclusioni, non ci sono danni a persone o cose, ma solo tantissima paura. Quindi, in effetti, c'è stato solo un po' di caos a livello di persone. Questo terremoto di magnitudo 3.1, diciamo, con solo 5 km di profondità, ha fatto mettere un po' paura alla gente, giustamente. Quindi anche se è stato di 3.1 è stato molto sentito, quindi perciò io ho scritto forte scossa, perché essendo la profondità pochissima è stato molto sentito in effetti. Quindi solo 5 km ragazzi è proprio sopra sopra, quindi diciamo che queste persone di Bronte si sono messe davvero paura. Quindi però ringraziando il Signore stanno tutti bene, non ci sono danni né a persone e né a cose, quindi diciamo che è tutto normale. Quindi per quanto riguarda il fatto di prima di Milano, ragazzi, non ho notizie. Ho provato a guardare, qualcuno ha detto l'ISIS, qualcuno ha detto qualche altra cosa, che stava uno che minacciava in metropolitana, altri hanno detto che forse avevano visto un UFO. Ragazzi, la verità non vi so dire che cosa è successo, non lo so, quindi non mi posso sbilanciare più di tanto, quindi vi direi una bugia. Semmai domani riesco a capire che cosa veramente è successo. Quindi questo terremoto, ragazzi, è stato registrato alle 20:40 dalla sala sismica in GV, epicentro a Bronte, quindi in provincia di Catania, ragazzi, profondità 5 km. Quindi è stata molto sentita, diciamo, dagli abitanti di Bronte, il famoso, diciamo, paese dove fanno i pistacchi. Quindi diciamo che la gente ha preso solo paura, però a livello di danni non ce ne sono, ragazzi. Quindi diciamo non è collegato al vulcano, partiamo da questa cosa, quindi non è, diciamo, colpa dell'Etna questo, diciamo, terremoto, quindi non ha nessun collegamento con il vulcano. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti. Quindi c'è stato il terremoto, sì, ma stanno tutti bene. Quindi la terra ritorna a tremare fino all'ultimo, fortunatamente, però tutto a posto. A tutti ragazzi e buonanotte.